Forti temporali si sono abbattuti ieri pomeriggio nelle zone interne centro-meridionali della Sicilia, particolarmente colpite le province di Agrigento e Caltanissetta. A Canicattì c'è stato quasi un'ora di nubifragio con allagamenti e danni sulle strade e nelle campagne. A crollare anche parte del ponte di Contrada Caizza, i massi, i rami secchi e terriccio hanno letteralmente ostruito il passaggio del fiume Naro, rendendo impraticabile la zona. Allertati dai residenti della contrada, i vigili del fuoco e la polizia locale hanno provveduto alla regolamentazione del traffico sulla statale 410 che collega Canicattì al bivio di Caltanissetta e Naro. Nel pomeriggio di ieri i soccorritori del 118 e i vigili del fuoco hanno dovuto fare i conti anche con il malore di una signora che si trovava dall'altra parte del ponte, ovvero la zona rimasta isolata. Hanno dovuto oltrepassare la coltre di fango e le canne che ostruivano il passaggio. Sul posto anche il sindaco di Canicattì.